benvenuti a questo nuovo tutorial del sindacato CIS Veneto rispetto alle novità del coronavirus. Oggi chiediamo a Marco De Faveri, che è il coordinatore regionale degli uffici vertenze della CIS del Veneto, di darci una mano per capire cosa cambia dopo il decreto Cura Italia rispetto ad alcune regole del rapporto di lavoro. Ecco Marco, cosa ci puoi dire? Quali sono le novità rilevanti? Sì, allora la prima questione che mi piacerebbe sottolineare è quella collegata al trattamento economico della quarantena e della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Va rilevato innanzitutto che il nuovo decreto fa riferimento al settore privato. Infatti per il settore pubblico era già intervenuto con dei chiarimenti l'articolo 19 del decreto legge numero 9 del 2020, il quale ha previsto che le assenze legate alle due fattispecie che stiamo esaminando devono essere retribuite equiparandole a ricovero ospedaliero e quindi senza le decurtazioni previste in caso di malattia dall'articolo 71 del decreto legge 112/2008, poi convertito in legge. Per quanto riguarda invece il settore privato, l'articolo 26 del decreto legge 18/2020 di cui stiamo discutendo ora ribadisce esplicitamente quanto secondo me era già nell'ordine delle cose, e cioè che il periodo trascorso in quarantena o permanenza domiciliare con sorveglianza attiva viene ricondotto a un periodo di malattia, ma con due specificità. La prima è che detto periodo non viene computato ai fini del periodo di comporto. La seconda è che gli oneri del trattamento sono a carico dello Stato e quindi della fiscalità generale, non a carico dell'INPS e dei datori di lavoro, il che è particolarmente rilevante nei settori in cui non spetta l'indennità di malattia a carico dell'INPS, come ad esempio per gli impiegati dell'industria. Vi è poi un passaggio del decreto sulla redazione dei certificati medici da parte del medico curante, su cui era già intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e il messaggio INPS 716/2020, che prevede codici specifici per le assenze di natura precauzionale e l'esonero da visite di controllo, che peraltro poi è stato esteso con carattere di generalità dal messaggio 1061/2020 per evitare la propagazione del contagio. Il certificato medico deve contenere gli estremi del provvedimento che ha dato origine alle misure precauzionali. Il decreto chiarisce che sono validi i certificati trasmessi fino all'entrata in vigore del decreto, anche in assenza del provvedimento dell'operatore o dei servizi di sanità pubblica allertati per il tramite del 112 o del numero verde regionale. In caso di malattia acclarata da Covid-19, il medico curante redigerà un certificato medico senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica. Grazie Marco, veniamo al tema licenziamenti, perché abbiamo sentito al momento della presentazione del decreto Cura Italia il governo ha dichiarato che nessuno avrebbe perso il lavoro. Ecco, ci sono delle novità quindi rispetto ai licenziamenti? Sì, l'articolo 46 da questo punto di vista è davvero una norma importante, preclude per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, e quindi da ieri, cioè dal 17 marzo 2020, l'avvio di procedure di licenziamento collettivo che, ricordiamo, senza entrare nei particolari, si applicano alle imprese che occupano più di 15 dipendenti e che intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro. Sospende le medesime procedure avviate successivamente al 23 febbraio. Fino alla scadenza dei 60 giorni dall'entrata in vigore, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, non può licenziare per motivo oggettivo, cioè per ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento della stessa. In questo momento stiamo valutando gli effetti che questa norma avrà sulle procedure di cui all'articolo 7 della legge 604 del 66 attualmente in corso. Resta comunque salva la facoltà del datore di lavoro di risolvere il contratto di lavoro per motivi di natura disciplinare. Molto bene, veniamo poi alle questioni economiche, perché si è sentito parlare che i lavoratori avranno diritto a un premio. Allora, l'avremo tutti questo premio oppure chi lo avrà? E di quanti soldi stiamo parlando? Allora, il premio c'è, è previsto dall'articolo 63, viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti che siano stati chiamati a prestare la loro opera nel mese di marzo, pur in presenza di questa grave emergenza sanitaria. Sarà costituito da un emolumento premiale del valore di 100 euro
da rapportare ai giorni di effettivo lavoro prestati presso la sede di lavoro, che non concorrerà alla formazione del reddito e che verrà corrisposto con la retribuzione del mese di aprile o comunque entro il conguaglio di fine anno ai lavoratori però che abbiano un reddito complessivo da lavoro dipendente per il 2019 non superiore a 40.000 euro. Ottimo Marco, grazie. Ringraziamo Marco De Faveri, coordinatore regionale degli uffici vertenze della CISL del Veneto, per la chiarezza e disponibilità del suo intervento, e ricordiamo a tutti voi che qualora aveste bisogno di approfondimenti o di risposte a domande specifiche, potete inviarcele alla mail coronavirus@cisveneto.org e avrete risposta, oppure riferirvi alle sedi territoriali della CISL presenti in tutto il territorio del Veneto. Alla prossima, grazie a tutti.